basket, niente da fare per l'Apu Udine, fermata in gara 4 della finale playoff di Serie A2 dalla Gevi Napoli, ma alla squadra friulana e l'intero team vanno gli applausi per l'ottimo campionato disputato e il carattere dimostrato anche in queste finali. Vediamo allora l'intervista a un emozionato Michele Antonutti, capitano della squadra friulana. Sì, prima di tutto rimarrà nella storia dei nostri cuori. Secondo, dispiace perché abbiamo lottato alla Coppa Italia fino in finale e non ce l'abbiamo fatta. Oggi uguale, quindi bisogna dare i meriti anche a Napoli. Sono una grande squadra costruita per vincere e lo hanno fatto, quindi molto bravi loro. A noi dispiace perché eravamo proprio a un passo da questo sogno. È stata una grande crescita di tutto l'ambiente e anche di tutto il supporto dei tifosi, perché sono stati veramente, nonostante questo periodo di distanze, tutti sono stati veramente molto vicini, quindi è stata una crescita di tutti. Le occasioni non sono tante e spero di riuscire ad avere ancora per sognare insieme a tutti. Grazie. Parliamo di ciclismo, il friulano Jonathan Mila, 20 anni, è stato convocato per le Olimpiadi di Tokyo dal tecnico della nazionale di ciclismo su pista Marco